Che cosa è successo, amici? È successo che abbiamo fatto il Parma cotto, ce lo siamo mangiati. E niente, ragazzi, il Napoli vince al Tardini per 2-0, meritatamente. Un primo tempo dove veramente le squadre molto bloccate hanno giocato a centrocampo, se la sono giocate lì. Le difese molto attente, sia quella del Parma ma anche la nostra. Oggi, ragazzi, Manolas e Koulibaly muro difensivo, non si passava. Anche Di Lorenzo e Isai hanno fatto molto bene. Ciao a tutti da Napoliello 87. Comunque, come vi ho appena detto, il primo tempo molto scadente. Cioè, ti potevi addormentare, tranquillo. Cioè, se avevi mangiato, potevi anche andare a letto dopo, perché nel primo tempo hai perso pochissimo. Cioè, avranno fatto due tiri in porta dove uno Fabio Ruzzi fuori dallo specchio della porta, un altro di Mertens, un colpo di testa, qualcun'altra occasione da parte del Parma, sempre un paio di tiri anche da parte del Parma, ma fuori dallo specchio della porta, cioè non c'è stata una vera occasione da gol, sia per il Parma che per il Napoli. Nel secondo tempo un quarto d'ora scadente come nel primo tempo, cioè dove le squadre si studiavano, cercavano gli spazi, specialmente il Napoli cercava gli spazi per far male al Parma, no? Cambia tutto quando il Napoli, quando Gattuso cambia modulo, esce Demme e al posto di Demme entra Osimhen. Osimhen a cambiare la partita del Napoli, perché da quando entra Osimhen e da quando cambia il modulo nel 4-2-3-1 del Napoli, totalmente un altro Napoli, perché Osimhen si porta a spazi difensori, crea spazi per i compagni, e prima Mertens e poi Insigne segnano e il Napoli vince per 2-0. Il gol di Mertens, ragazzi, viene grazie a Osimhen che si porta via i difensori del Parma, tanto basta che Mertens è da solo con la porta e può solo far gol. Il secondo gol nasce da Lozano che recupera un pallone, poi si butta in avanti, tira in porta e sulla respinta si ritrova Lorenzo Insigne e fa il 2-0. Lozano, uno dei migliori del Napoli, prima che entrasse Osimhen, è stato il migliore in campo insieme a Manolas e Koulibaly, la fase difensiva che hanno concesso poco o nulla, a parte gli ultimi 10 minuti finali dove il Napoli aveva il 2-0 in mano e si è addormentato, come sempre ragazzi. Quando abbiamo il risultato in mano ci addormentiamo un po', ma il Napoli diciamo alla mezz'ora del secondo tempo ha fatto la partita, ha cercato di portarsi in vantaggio e così trova due gol grazie alla qualità del reparto offensivo, perché ricordiamoci poi dopo il 2-0 il Napoli fa anche i cambi, fa entrare Lobotka, fa entrare il Mas, fa entrare Politano, ma il Napoli in quel momento lì aveva il risultato in mano e ha concesso al Parma di quando meno rendersi pericolosa, di fare il gol della bandiera. Ci è andata vicino un paio di volte con Kuzka, con Cornelius, però non è riuscito a fare gol. Ospina, una cavolata che ci stava costando appunto il gol. Ma niente ragazzi, il Napoli ha meritato sia per il possesso pallo, la gestione del pallone, le occasioni che ha creato, molte più rispetto al Parma, specialmente nel secondo tempo. Nel primo tempo così, ma nel secondo tempo il Napoli si è visto che voleva la vittoria. Gattuso infatti ha cambiato il modulo, inserendo Osimhen è stato totalmente un Napoli all'altezza, un Napoli che merita questa vittoria. Niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 e iscrivetevi al canale, voglio, stiamo godendo perché Parmenz, Parmenz, sì, è pezzo, ma ci ho mangiato due fette di prosciutto. San Daniele, no, Parmacotto, che è più buona. E niente ragazzi, buona serata a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napolese!